600 vite al Brozzo. 22 anni fa a Cagliari una mano incideva per la prima volta la speranza nel corpo di un uomo. Era il 2004, il primo battito di un programma che oggi ha raggiunto un numero che pesa come una montagna di vita, 600. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola Informa. C'è una sottile linea rossa che attraversa 22 anni di silenzi e corsie, unendo il destino di chi se n'è andato a quello di chi resta. Se vuoi sostenere questo racconto della nostra terra, iscriviti al canale. All'Arna Sprozzu è stato appena eseguito il 600° trapianto di fegato. Ancora una volta è stata l'equipe del chirurgo Fausto Zamboni a guidare la lama. Dietro questa cifra non c'è fredda statistica, ma un lavoro sommerso e viscerale. È il miracolo del procurement, identificare il dono, rendere sicuro l'organo, strappare un paziente sardo a un viaggio della speranza lontano da casa. Una rete invisibile che garantisce la cura, qui, sulla nostra terra, trasformando il dolore di una famiglia nell'altruismo più puro. Perché queste storie di rinascita non rimangano confinate nel bianco gelido di un ospedale, unisciti a me, qui sull'Isola Informa. Grazie per aver onorato con il tuo tempo questo traguardo di umanità. A Sibiri.